Vogliamo la verità sulla morte di Maria. Lo sfogo dei nonni della piccola ucraina di 7 anni annegata nel lago di Revine durante il Grest a Vittorio Veneto. Una messa per la piccola mentre proseguono le indagini. Primo fine settimana di esodo estivo funestato da un incidente mortale sul passante a Martellago, costato la vita ad una 56enne romena finita con l'auto contro un tiro in sosta. Grave il marito. Il maltempo si è abbattuto ieri notte nella zona del Coneglianese, molti danni a Susegana dove si è registrato un principio di incendio per un fulmine che si è scaricato sulle abitazioni. Bufera in consiglio comunale a Treviso su un consigliere leghista che alla proposta di modificare la toponomastica di alcune vie e piazze della città ha sostenuto di non conoscere Giacomo Matteotti. A Castello di Godego finti operatori delle poste truffano un ragazzo, riescono a svuotargli il conto corrente e spariti tutti i risparmi, 25.000 euro denunciati, 2 campani. Ufficio politico del PD trevigiano, stilato l'elenco dei 15 nomi da sottoporre al regionale per la composizione delle liste in vista delle politiche, privilegiate esperienza amministrativa e rappresentanza territoriale. L'annuncio via social del parroco di Olmi di San Biagio, Don Edi Savietto, a ottobre lascerà la parrocchia per partire per l'Amazzonia come missionario. Ben ritrovati TG Treviso, buonasera a tutti voi. Partiamo anche questa sera con Revine Lago, con la tragedia in cui ha perso la vita la piccola bimba ucraina di 7 anni che stava frequentando il Grest, morta nelle acque del lago. Abbiamo ascoltato i nonni e oggi a Vittorio Veneto per lei è stata celebrata una messa. È un momento molto triste, doloroso, quello che stiamo vivendo. La morte è sempre un grande mistero di dolore, di sofferenza. Un dolore straziante, un vuoto immenso impossibile da colmare, quello della mamma della piccola Maria Markovetska, la bambina di 7 anni annegata al lago di Revine lo scorso mercoledì 27 luglio. Questo pomeriggio si è tenuta alla chiesa della Santissima Vergine Consolata di Vittorio Veneto una messa in ricordo della piccola con rito cattolico ed ortodosso. Io sono un nonno, ieri è stato da suore e loro dicono che quello che del TV che è stato a Revine, quel signore che raccontava tutto quanto, loro dicono che tutto quanto è bugia, non so come mai. È verità di quella gente che è stati testimoni, che ha visto tutto quanto, ma come mai uno può dire che quelle persone che sul TV che ha raccontato, testimoni che ha raccontato tutto quanto, che loro dicano bugie. Guardate, io non lascio tutto quanto così. Ho portato il Grest lasciato, quando è arrivata, mia figlia è arrivata a prendere, non trovata più e basta. Una vera e propria tragedia per la famiglia della bambina. La madre, 28enne, insieme alla sorellina più piccola di Maria, erano fuggite dalla guerra in Ucraina 4 mesi fa, ricongiungendosi con i nonni in Italia, che vivono a Vittorio Veneto da quasi 10 anni, mentre il padre della bimba è rimasto a combattere in patria e probabilmente mai si sarebbe potuto immaginare che sua figlia avrebbe perso la vita in terra straniera, apparentemente sicura. Lei è una conoscente, amica della famiglia, diciamo. Amica di famiglia, amica vera di Ivana. Quello che succede, signora, a questi tempi, scappare da guerra e morire, quello assurdo situazione non accettabile per questi tempi, non accettabile. Non c'è parola per spiegare anche dolore, quello che proviamo tutti noi, ma anche rabbia, quello che è successo, perché dovevano guardare i bambini, dovevano stare attenti tutti quanti, no? Nei prossimi giorni la salma di Maria verrà portata in Ucraina affinché possa essere celebrato il funerale con rito ortodosso. Un morto e un ferito gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata sul passante di Mestre. Inevitabili le code anche verso il Trevigiano. Sulle strade del veneziano il primo grande esodo estivo del 2022 è iniziato nel modo più drammatico. Attorno alle 6:30 del mattino una 56enne di origini romene residente a Velletri ha perso la vita sul passante di Mestre, tamponando con la macchina sulla quale viaggiava un mezzo pesante fermo su una piazzola di sosta tra i caselli di Martellago Scorzè e Preganziol. Il conducente del tir è rimasto illeso. L'automobile era guidata dal compagno della donna, suo coetaneo e connazionale, che è rimasto ferito in modo grave.
strade. La violenza dell'impatto non ha invece lasciato scampo alla passeggera, deceduta all'istante. La chiusura per circa un'ora del passante con deviazione verso la tangenziale di Mestre ha creato code lunghe diversi chilometri al casello di uscita della 57, code che si sono smaltite solo nella tarda mattinata, complicando una situazione che, come da previsioni, era già di traffico intenso, specialmente in direzione del litorale. I dati rilevati da CAV, concessioni autostradali venete, sul tratto Padova Est Bivio A4 A57 hanno segnato il transito nella mattinata di 18.867 veicoli in direzione Trieste, con picchi orari superiori ai 3.500 mezzi, mentre in direzione Milano è stato rilevato il transito di 15.368 veicoli. Il traffico è rimasto sostenuto anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio tra la A4 e la A57. Per domenica è prevista sostanzialmente la stessa situazione, anche in carreggiata ovest, cioè verso Milano, per i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì, sommandosi alla ripresa del traffico feriale. Parliamo ora del maltempo che si è abbattuto soprattutto nella zona del Coneglianese. Andiamo a Susegana. Cosa è successo ieri sera? È caduto un fulmine qui? È caduto un fulmine in un attimo, diciamo, era il cielo che non c'era più tuoni né niente. Dopo mezzo minuto praticamente è venuto un botto, fuoco nell'appartamento, dopo sono esplosi anche i lampadari. Tanto vento, pioggia battente e fulmini hanno colpito la zona di Conegliano la scorsa notte venerdì 29 luglio. A Susegana si sono registrati danni maggiori con un principio di incendio in una delle case in via Galvaligi. Un televisore è esploso all'interno di un'abitazione, come anche i lampadari in un'altra casa poco più distante. Botto, ero sopra, ho visto fuoco dappertutto. E da lì basta fino a stamattina, stanotte, a stare attenti perché sapeva da bruciato. Questo è esploso, questa è quella del decoder che è esploso, l'ho trovato per la cucina. Questo è sempre il lampadario, diciamo che ha bruciato dappertutto. E questo è il lampadario della camera, della camera. C'era qualcuno in camera? No, per fortuna no, perché dopo è partita anche la peretta, è esplosa anche la peretta e l'accensione. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano è stato immediato, per fortuna non si sono registrati feriti. Questa è la zona che io ero lì, praticamente ho visto proprio il fuoco che usciva di qua, ha buttato via anche la portina, un po' tutto, e qui è la camera. Vedete che ha bruciato, dove è esploso il lampadario. Danni anche nella zona di San Vendemiano, dove il vento forte ha abbattuto alcuni alberi nell'area della rotonda in via Garibaldi. Da segnalare inoltre un intervento avvenuto nella zona di Conegliano per un'impalcatura pericolante. Tanta paura. Per fortuna solo paura, dai. Il danno è questo, però si può rimediare. Ora a Treviso, Palazzo dei 300, Consiglio Comunale, con la bufera sulle affermazioni del consigliere Torresan che alla proposta di modificare la toponomastica di alcune vie e piazze della città ha sostenuto di non conoscere chi fosse Giacomo Matteotti. Sentiamo le sue ragioni e poi che cosa ne pensano i cittadini sulla diatriba tra Piazza Matteotti e Piazza del Grano. C'è Piazza Noli, c'è Piazzetta degli Sbirri, ce ne sono molte altre. Quindi non è vero che lei non sa chi è Matteotti? No, qualcuno magari l'ha immaginato, io lo so chi è stato Matteotti. Queste cose, diciamo, tra virgolette, basilari, e le conosco perfettamente. Insomma, quella di Giorgio Torresan, consigliere comunale del Carroccio, era una provocazione e quella, a suo dire, di chi l'ha attaccato in consiglio per aver affermato di non conoscere Matteotti e preferire per questo la denominazione di Piazza del Grano, sono un pretesto per attaccare. Liquida con un sorriso le polemiche perché, spiega, alla gente interessano solo i problemi reali e torna a sponsorizzare la sua proposta di rivedere la toponomastica trevigiana. Treviso avrebbe assolutamente bisogno di copiare, per esempio da Venezia, dove Calle e Calletti vengono nominati non con il nome attuale,
ma con quello originario. Da Piazza Indipendenza, che in realtà sarebbe Piazza delle Donne, a via Caede Oro fino alla Fontana delle Tette. Metterei in evidenza le nostre cose che abbiamo. Affermazione che però in poche ore ha oltrepassato le porte di Palazzo dei 300. In queste ore, ad esempio, il Partito Socialista di Treviso ha invitato formalmente Torresan e tutta l'amministrazione comunale alla presentazione del libro Solo di Riccardo Nencini, che narra proprio la vita di Giacomo Matteotti. Ma al di là di ogni definizione o toponomastica, poi si scopre che ai trevigiani poco importa che sia Del Grano o Matteotti, perché ognuno ha già fatto la sua scelta. Conosci come? Piazza del Grano io la conosco. Quindi non come Piazza Matteotti? No. Piazza Matteotti. Viene chiamata tutte e due. Siamo in Piazza Matteotti o in Piazza del Grano? Piazza Matteotti. Chi è Matteotti? Risorgimento? No, è delitto Matteotti è fascismo 23, 22, giù di là. Lei lo sapeva? Certo, lo sapevo. Piazza del Grano. Alla fine la risposta giusta arriverà da una giovane argentina che vive a Treviso da 8 anni. Entrambi. Sì, il vero nome è questo, Matteotti, ma Del Grano è perché anticamente si vendevano qua il grano. Restiamo in Consiglio Comunale, in primo piano il bilancio e soprattutto il piano dei interventi. Le casse del Comune patiscono un disavanzo di 9 milioni di euro. Un bilancio da 70 milioni di euro in equilibrio, ma con un disavanzo di 9 milioni di euro tra minori entrate e maggiori spese che va monitorato attentamente. E un piano degli interventi che ha prodotto un duro scontro in tema di cementificazione del territorio. È stata una 2 giorni di dibattito serrato, quella vissuta a Palazzo dei 300. Pesano molto purtroppo le minori entrate, ma sono molto più preoccupanti le maggiori spese, le spese legate all'energia elettrica, al gas, vale per il comune, vale per le imprese, vale per le famiglie, quindi è un problema di tutti. Il sindaco Conte ha richiamato il Consiglio alla compattezza in vista da settembre di mesi complicati. Il periodo che ci aspetta sarà un periodo complicato e quindi ho chiamato alla responsabilità tutte le parti politiche che siedono a Cassugana, perché obbligatoriamente dobbiamo assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dei bisogni della nostra comunità. Ho detto che faremo dei sacrifici, ma non sacrificheremo gli aspetti sociali, non sacrificheremo i giovani, gli anziani, piuttosto ritarderemo di qualche anno qualche opera pubblica che magari è meno importante in questo momento. Non vorrei che questo fosse un pretesto per poi di fatto dichiarare la propria incapacità anche di gestire quella parte importante che la città richiede, che sono appunto le opere pubbliche. Dai numeri del bilancio a quelli del piano interventi, con la variante che ha dato il via libera a 11 lottizzazioni e uno scambio duro tra maggioranza e opposizioni in materia di consumo del suolo. Noi ieri abbiamo approvato una delibera che consuma 1/10 del suolo consumato dal Partito Democratico. Le colpe sono sempre di quelli prima. Mario Conte non ha mai nessuna colpa. Io invece dico che Mario Conte aveva lo strumento per non cementificare ed invece in questi 2 giorni ha dimostrato che lo vuole fare. Io mi auguro solo che non ci siano situazioni molto pesanti qui a breve. Ufficio pubblico del PD trevigiano questa mattina per stilare l'elenco dei 15 nomi da sottoporre alla segreteria regionale. Ovviamente l'obiettivo è il voto del 25 settembre. Abbiano una esperienza amministrativa, che siano stati sindaci o che siano sindaci o già sindaci, assessori o già assessori. Esperienza amministrativa, rappresentanza territoriale, competenze professionali. La segreteria trevigiana del Partito Democratico ha preso alla lettera le direttive del segretario nazionale Enrico Letta nello stilare l'elenco dei 15 nomi tra cui scegliere i candidati da mettere in lista alle politiche del 25 settembre, a cui si aggiunge anche una storia all'interno del partito. Siccome Tarzan lo apprezziamo in televisione magari, ma non nei partiti, Tarzan li lasciamo a casa. Nessuna anticipazione, ma i nomi che circolano rappresentano queste condizioni. Sindaci come Paolo Galeano, Maria Rosa Barazza, Alberto Cappelletto, Mauro Migliorini, ma anche l'ex prima cittadina di Macerata Anna Sozza o l'ex parlamentare montebellunese Laura Puppato. Treviso che al regionale chiede le prime posizioni in lista, così da poter vedere nuovamente eletti dei propri rappresentanti.
Ci sembra che sia doveroso questo, che sia stata una mancanza negli ultimi 5 anni, certo eravamo abituati a 3, ma insomma ora passare a 3 neanche 1 ci è sembrato davvero scandaloso e quindi noi faremo il tutto per avere un parlamentare del Partito Democratico. Claro che la provincia di Treviso ha quasi 1 milione di abitanti ed è ugualmente rappresentativa o quasi, a meno di poche decine di migliaia, di altre 4 province grandi di questa regione e molto di più di altre 2. Questo ovviamente senza fare graduatorie delle province, però per dire che è un territorio molto ampio in cui il centrosinistra, diciamo, non ha espresso rappresentanza per 5 anni. Rose rosse e bianche sulla bara di legno scuro, è una comunità intera che oggi si è riunita al Duomo di Pieve di Soligo, cittadini, istituzioni, sindaci, tutti gli esponenti della Lega provinciale, i compagni della società calcio Amatori Pieve, per dare l'ultimo saluto ad Andrea Ross, consigliere comunale di Pieve di Soligo, vinto dal male contro cui stava lottando ma che negli ultimi giorni si è aggravato tanto da portarlo alla morte lo scorso giovedì a soli 38 anni. Oggi a Pieve è stato proclamato lutto cittadino. Andrea lascia la moglie Federica e i 2 figli Giorgia e Nicolò. Attorno a loro e ai genitori di Andrea si sono stretti parenti e amici. No fiori ma aiuti per la famiglia, così come richiesto dalla famiglia stessa. Finti operatori delle poste truffano un ragazzo e riescono addirittura, pensate, a svuotargli il conto corrente. Vediamo la dinamica. Ancora una truffa nella Marca, ma stavolta la vittima non è una persona anziana, ma un giovane di 26 anni di Castello di Godego, raggirato da 2 sedicenti operatori di poste italiane che gli hanno svuotato il conto corrente. I 2 hanno contattato al telefono il ragazzo informandolo di problematiche legate al conto corrente postale che dovevano, a loro dire, essere immediatamente risolte. In questo modo i truffatori sono riusciti a carpire le credenziali d'accesso al conto, portando via tutto il denaro messo da parte dal giovane, ben 25.000 euro. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di risalire agli autori della truffa, un 30enne ed un 49enne di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli. Entrambi sono stati denunciati. Distrazione fatale per una 76enne di Castelfranco. La donna aveva acquistato un paio di orecchini da 1.000 euro in un negozio al centro commerciale I Giardini del Sole, poi era andata a sedersi al bar per prendere qualcosa. Neanche il tempo di alzarsi, lasciando il sacchettino incustodito sul tavolo del locale, che il prezioso acquisto è stato rubato da una donna che poi si è dileguata tra la gente. Del furto sono stati informati i carabinieri della stazione di Vedelago, che sono riusciti a rintracciare la ladra. Si tratta di una 48enne di Castelfranco che è stata denunciata in stato di libertà. I carabinieri hanno anche denunciato un 35enne residente a Vicenza che aveva rubato generi alimentari per 386 euro al supermercato Aliper in via Castellana. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Il suo lavoro e la sua dedizione, le sue intuizioni hanno salvato migliaia di bambini malati. All'età di 87 anni è morto Luigi Zanesco, fondatore dell'oncoematologia pediatrica. Zanesco era nato ad Asolo nel 1935. Dal 1980 al 2005 era stato direttore della clinica di oncoematologia pediatrica dell'Università di Padova. Nel 1994 aveva contribuito alla nascita della Fondazione Città della Speranza. Studioso di fama internazionale e punto di riferimento nella diagnosi e nella cura delle leucemie e delle patologie oncoematologiche. Nel 1975 Zanesco ha dato vita a Padova al Centro per lo Studio delle Leucemie, sviluppando il trapianto di midollo osseo. Zanesco era presidente onorario a vita dell'AIL di Padova. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco con TG Treviso. Ripartiamo da Mogliano Veneto, impianto fotovoltaico nelle campagne. Domani scade il termine per la presentazione delle osservazioni. Maxi parco fotovoltaico tra via Bianchi e via Cavalleggeri a Mogliano. Il comune, così come il comitato di residenti contrari al progetto, ha presentato in regione le osservazioni attraverso le quali punta a bloccare la realizzazione dell'impianto sui quasi 9 ettari ora coltivati a mais. Osservazioni che fanno trasparire come il progetto presenti delle grosse lacune, delle grosse problematiche. Prima di tutto non è stata fatta un'analisi comparativa, non sono state date delle alternative a questo progetto, alternative che sono previste per legge all'interno dello studio di impatto ambientale.
Il braccio di ferro va avanti da mesi. Secondo il comune di Mogliano, l'area individuata per il progetto non è adatta per l'alta valenza paesaggistica ed ambientale. Ora sarà la commissione VIA regionale a doversi pronunciare. Prima verranno controdedotte queste osservazioni presentate dal Comune e dai cittadini. Abbiamo chiesto anche l'inchiesta pubblica in modo che queste osservazioni vengano controdedotte pubblicamente. Si riunirà già qui il 3 di agosto in una prima riunione il Comitato VIA regionale per iniziare a valutare questo progetto e speriamo che la valutazione alla fine sia negativa. Sono stato invitato dall'Avescovo Monsignor Michele Tommasi come missionario Fidei Donum in Amazzonia. Sceglie Facebook Don Edi, parroco ad Olmi di San Biagio di Callalta, molto amato e conosciuto anche fuori dal comune. Su Facebook arriva infatti l'annuncio della prossima partenza per l'Africa come missionario, notizia che da domani sarà pubblicata sul giornalino della diocesi. Lascerà la parrocchia di Olmi il 23 ottobre, dice, ma già a settembre la sua presenza sarà più sfuggente perché sarà impegnato per frequentare un corso a Verona per chi parte per le missioni. Ho il cuore che mi scoppia di emozioni, pensieri, ricordi, prospettive, desideri, sensi di colpa. Scrive: rido e piango, aggiunge, chiedendo ai suoi parrocchiani la benedizione per questo viaggio. Vacanze d'agosto inaccessibili anche per molti trevigiani, prezzi che soprattutto quest'anno sono schizzati alle stelle. Vado a Rimini, parto domani. Previsione di spesa per le tue vacanze quest'estate? Guarda, modica. Abbiamo guardato in tanti posti e poi insomma siamo andati anche per accontentare di più la bambina. Abbiamo prenotato in anticipo, quindi a marzo, per avere più posti anche, più scelta e anche come risparmio. Quindi prenotare prima per avere un risparmio? Anche. Vedo che diventa sempre più difficile, specialmente se si è pensionati e se non si hanno dei redditi a un certo livello. Ecco. Ha prenotato per tempo? Sì. Ancora non ho prenotato niente, quindi ci vado molto al buio adesso quest'anno, non è stato possibile prenotare. Però sì, chi ho sentito ha detto che comunque è aumentato un po' il prezzo. Madonna di Campiglio. E i prezzi come sono? Beh, alti. Alti. Più alti? Sì. Quest'anno non si può andare, bisogna fare i bravi, vedremo il prossimo anno. Costa parecchio, perciò evitiamo. Stiamo bene qua. Come mai non va? Non tengo monetina. Semplice e facile. Perché non si sta guadagnando qui al mercato? No, assolutamente no. I soldi sono sempre quelli. Probabilmente, chi va in vacanza ormai ha preventivato i soldi per la vacanza e non spende qualcos'altro. Io sono andata in Puglia e ho trovato dei buoni prezzi, era la prima volta che ci andavamo e ci siamo trovati bene, mare stupendo. Quindi per ora le vacanze sono finite? Purtroppo sì. Io ho frequentato un po' 2 giorni a Jesolo. I prezzi li fanno scappare gli italiani qua, fanno scappare. Penso che una famiglia che arriva da Treviso per andare a Jesolo, che sono 40 km, una famiglia, basta dire un ombrellone 25 euro. Però non c'è i prezzi poi dei chioschi che ci sono neanche esagerati. Ci fermiamo, siamo alle notizie che arrivano da Belluno. In apertura torniamo evidentemente a Longarone perché è stato nominato il medico legale che dovrà compiere l'autopsia sul piccolo di Longarone morto giovedì pomeriggio. Solo i risultati autoptici potranno spiegare che cosa sia accaduto in quel parco. Sarà il medico legale Antonio Cirnelli ad effettuare mercoledì prossimo l'autopsia sul piccolo Nicolò. Giovedì pomeriggio il bimbo di appena 2 anni era stato portato dal babbo al parco di Codissago, frazione di Longarone, dove la famiglia risiede, per giocare con alcuni coetanei. Come il padre Diego Feltrin ha raccontato agli investigatori, il bimbo avrebbe ingerito un qualcosa che l'uomo ha subito cercato di togliergli dalla bocca. Nulla inizialmente, aveva però destato serie preoccupazioni, tanto che padre e figlio sono tornati a casa e hanno pranzato insieme alla madre. Nel pomeriggio però Nicolò ha iniziato a stare male, perdendo conoscenza, tanto che il papà lo ha portato all'ospedale di Pieve di Cadore, dove, a causa di un quadro clinico piuttosto anomalo, è deceduto verso le 16, nonostante i sanitari che avevano preso in carico il bambino avessero avviato le manovre rianimatorie, che purtroppo sono risultate vane.
Le indagini sono svolte dai carabinieri, che hanno anche verificato se a casa dei genitori ci fossero sostanze tossiche potenzialmente letali. Sul caso il pubblico ministero Simone Marcon della Procura di Belluno ha aperto un fascicolo e disposto tutti i riscontri di rito, tra le ipotesi quella che il bimbo possa aver ingerito dei pesticidi. Non si possono compiere passi falsi, vietate le fughe in avanti, parlano gli operatori bellunesi di Marmolada SRL e si rivolgono ai colleghi trentini. Il versante veneto della Marmolada è accessibile e sicuro. Così la società Marmolada, che gestisce gli impianti di risalita sul versante bellunese, interviene alla luce dell'ordinanza del comune di Canazei, con cui si amplia l'area in cui vige il divieto di accesso, comprendendo anche la sponda del lago di Fedaia, che si trova in corrispondenza del seracco crollato all'inizio del mese. Tutte e tre le nostre funivie fino a Punta Rocca sono aperte e sicure, e che tutte le attività turistiche dell'area della Marmolada lato bellunese sono aperte, accessibili e sicure. Le decisioni prese dagli enti locali trentini sono sicuramente legittime e comprensibili da parte nostra, soprattutto dopo quanto accaduto il 3 luglio. Però è anche necessario dare una corretta comunicazione nei confronti degli ospiti che intendono venire a visitare la nostra valle. In questo caso la comunicazione corretta è che tutte e tre le funivie sono aperte, sono accessibili, sono sicure e si può vedere il ghiacciaio in totale sicurezza dalle nostre stazioni di Serauta e di Punta Rocca, e che tutti i sentieri e le camminate del lato bellunese della Marmolada sono sicuri, accessibili e percorribili. Non si entra dunque nel merito delle valutazioni, si chiarisce però che la parte bellunese, come la strada di collegamento tra la Val di Fassa e la Gordino attraverso il passo Fedaia, non sono minimamente interessate dai provvedimenti di chiusura e limitazione. Politica, anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca, lascia il Movimento 5 Stelle. Le ragioni della decisione in un comunicato diramato oggi. Dopo 12 anni lascio il movimento con profondo rammarico e dolore personale, scrive il ministro, le nostre strade non sono più sovrapponibili. Il solco che si è scavato in questi ultimi mesi non mi consente di proseguire in questa esperienza per coerenza con le idee e con i valori che ho portato avanti a livello nazionale e locale e che intendo continuare a sostenere. Ho riflettuto molto in questi giorni, continuo D'Inca, sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle che oggi lascio. E poi saliamo in Cansiglio, immigrazione veneta oggi ricordata proprio lì e prossimo appuntamento in ottobre invece a Verona. 29esima edizione del Cansiglio Day dedicato agli emigranti che, per decisione formale della Regione, dal 2018 è anche la giornata dei veneti nel mondo, perché con 3.190.000 emigrati tra il 1866 e il 1990, il Veneto detiene purtroppo il primato della regione con maggiori flussi migratori. Tante le bandiere, soprattutto trevigiane, ma anche provenienti perfino da Canada e Nuova Zelanda. Per il raduno del Trevisani, che poi in realtà questa diventa anche la festa dei Veneti nel mondo, un momento per ritrovarsi insieme, tra l'altro adesso anche dopo la pandemia, quindi un ritorno importante in presenza per condividere, rivivere le esperienze, rivivere le emozioni di questi lunghi viaggi che portano in Cansiglio gente da tutto il mondo e tutti però con il DNA veneto e trevigiano che negli anni che furono li hanno portati o costretti ad andare ad emigrare in altri paesi. Giornata di festa e di ricordo, con il pensiero a quelli che, nei decenni or sono, dovettero lasciare le terre in cui erano nati e cresciuti, non per cercare fortuna, ma a volte semplicemente per avere qualcosa da mangiare. I corsi universitari in montagna con l'idea di formare non solo giovani ma anche amministratori e professionisti sui temi di rilievo per le terre alte. Questo è l'obiettivo della provincia che ha sposato il nuovo progetto della Fondazione Angelini e dell'Università di Padova. I temi trattati saranno vari, definiti di anno in anno nell'intento di cogliere il bisogno concreto di formazione su argomenti di grande attualità. Un'altra attività formativa che l'Università intende supportare riguarda il progetto della Fondazione Montagna e Salute attraverso il coinvolgimento di medici e sanitari del territorio bellunese.
L'Istituto Sperti riaprirà con il suo convitto e la preziosa offerta del semiconvitto. L'Opera Diocesana San Martino, che fa riferimento alla diocesi di Belluno Feltre, ha affidato la gestione della struttura alla cooperativa Kairos di Roma, che già da tempo è attiva in provincia con alcuni nidi per l'infanzia e che in questi mesi sta curando il centro estivo organizzato proprio nella struttura di via Feltre. Nel capoluogo le iscrizioni sono già aperte per entrambe le opzioni, convitto e semiconvitto, e per quest'ultimo il servizio comprende il servizio di doposcuola con mensa per gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie ancora una volta per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona serata con Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, bel tempo e caldo sopportabile. Tregua che potrebbe avere vita breve perché dalla prossima settimana si profila una nuova ondata di calore. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto domenica 31 luglio tanto sole e cielo sereno, qualche addensamento solamente in corrispondenza dei rilievi e qualche cenno di instabilità appunto sui settori montani, sarà più asciutto altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso su pianura e costa il cielo sarà prevalentemente sereno. In montagna maggiore nuvolosità ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, tempo soleggiato e senza precipitazioni. Infine uno sguardo alle temperature, le minime saranno intorno ai 17-21 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.